Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo di oggi, lunedì 16 gennaio. Ieri pomeriggio è accaduto un tragico incidente verso le 17 a Veronella, nel Veronese. Una vettura con a bordo 4 ragazzi uscita di strada stava percorrendo la strada provinciale 7B quando è uscita di strada autonomamente, senza coinvolgere altre vetture o altre persone. La sua corsa è finita capottandosi in un canale che scorre 10 metri più in basso rispetto alla sede stradale. A bordo 4 ragazzi tra i 19 e i 20 anni di origine indiana. Uno di loro è stato sbalzato dall'auto e ha avuto salva la vita. Ha potuto chiamare i soccorsi, seppur sia rimasto ferito, ma per gli altri 3 ragazzi non c'è stato nulla da fare, solo dichiararne il decesso, morti intrappolati nell'abitacolo. Sopraggiunti i soccorsi del SUAM 118, è intervenuta anche l'automedica e i vigili del fuoco dei comandi di Caldiero, Lonigo e Verona, che sono intervenuti con l'autogru per poter recuperare l'auto dopo che da essa sono stati estratti i corpi senza vita dei ragazzi. Il ragazzo rimasto ferito ma miracolato è stato soccorso, stabilizzato e trasferito all'ospedale di San Bonifacio. Sta facendo un po' sta sollevando più di qualche perplessità la decisione dell'amministrazione comunale di investire una cifra di circa 160.000 euro per la progettazione, solo la progettazione di un vertiporto. Per chi non lo sapesse, un vertiporto è un aeroporto che consente il atterraggio e la partenza di piccoli velivoli a decollo verticale. Ne è stato realizzato uno da poco tempo a Fiumicino e consentirà quando ci saranno questi velivoli il passaggio in poco tempo dall'aeroporto alle zone più vicine praticamente. E questa mattina abbiamo avuto modo così di un attimo sentire il sindaco che ha difeso con forza questa decisione dell'amministrazione. Non possiamo perdere questo treno, ha detto anche altre cose praticamente, ma avremo modo di sentirlo personalmente. Facendo una ricerca sul web, le previsioni, ci sono tantissime pubblicazioni a riguardo, le previsioni che nei prossimi anni, non nei prossimi decenni, nei prossimi anni ci saranno un numero esponenziale di questi tipi di velivoli appunto a decollo verticale e a emissione zero, con motorizzazione elettrica e quindi cominciare a pensare, a progettare il futuro non ci sembra una idea sbagliata. Qui adesso non si tratta di difendere l'amministrazione, però crediamo che sia il caso di valutare, cioè progettare il futuro vuol dire anche guardare queste possibilità. Purtroppo c'è sempre il partito del no pronto, ricordiamo appunto quelli che erano contrari alla realizzazione del Mose e per fortuna che è stato invece realizzato, ricordiamo invece chi ha fatto di tutto perché certi investimenti non venissero realizzati, tipo quello dell'impianto di compostaggio che avrebbe consentito una diminuzione dei costi di smaltimento dei rifiuti di svariati milioni di euro all'anno e anche altre situazioni. Ecco, quindi consigliamo prima di cadere nelle sirene di chi vagheggia di realizzazione delle trasformazioni della Romea 4 corsie oppure a fantascientifiche più che fantascientifiche direi irrealizzabili tratte ferroviarie da Chioggia a Pio di Sacco. Sarebbe meglio prima prendere in considerazione altre situazioni e non c'è solo il vertiporto, anche altri, e prima di dire no a priori magari di documentarsi e aprire un po' gli occhi. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02.
di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Sei interessato alle discipline umanistiche, ma non ti piacciono quelle scientifiche? Vuoi una formazione ampia, completa e solida che possa prepararti a qualsiasi percorso universitario? Allora il liceo classico è la scelta giusta. Le letterature classiche moderne, storia, filosofia e arte forniscono gli strumenti per comprendere le radici. Allora il liceo classico è la scelta giusta. Le letterature classiche e moderne, storia, filosofia e arte forniscono gli strumenti per comprendere le radici del mondo moderno e i suoi possibili sviluppi. Provocano a riflettere sull'identità spirituale e culturale della civiltà europea. Le materie scientifiche e l'approfondimento della lingua inglese completano la preparazione dello studente in tutte le sue dimensioni. Avrai la possibilità di rivisitare la cultura antica in chiave moderna, partecipando a importanti concorsi teatrali nazionali, progetti multidisciplinari, interessanti viaggi di istruzione e per quanto riguarda le attività di PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, avrai l'opportunità di rivivere il teatro classico, proprio come gli antichi greci. In particolare, il teatro rappresenta per gli studenti un'esperienza formativa molto significativa, oltre ad essere veicolo di tematiche universali e a costituire un terreno culturale comune per i giovani. Inoltre, insieme alla Notte Nazionale, è un'occasione in cui il liceo si apre alla cittadinanza, promuovendo cultura a livello cittadino. Ti aspettiamo! Nei giorni scorsi il capogruppo del Movimento 5 Stelle Daniele Stecco ha presentato un'interrogazione al sindaco con cui ha chiesto di provvedere a liberare l'androne del comune dai rifiuti ingombranti che vi si trovano. Il consigliere ha deciso di presentare tale interrogazione in quanto l'amministrazione chiede ai cittadini un maggior rispetto per la città, come è giusto che sia, sottolinea Stecco, ma la Giunta sembra essere la prima a disattendere a questa richiesta e afferma: da mesi nell'androne del municipio sono accatastate sedie rotte con tanto di cartello da buttare, una vecchia stampante e rifiuti di ogni genere, creando un contesto di degrado vergognoso visto che è il principale ingresso del palazzo, dove ogni giorno ci passano cittadini, visitatori, dipendenti del comune, ma soprattutto il sindaco e la sua giunta. Se prima c'erano dei lavori in corsa o davano meno nell'occhio, adesso che sono ultimati non è plausibile che questi rifiuti non siano ancora stati buttati. Si tratta di incoerenze, lo afferma traslandola all'operato in genere, prendendo ad esempio l'ordinanza che vietava i botti a Capodanno mentre organizzava i fuochi, chiudendo in bar in Piazzale Europa dopo le 24, ma organizzando la festa di Capodanno fino alle 2 di notte. Stecco afferma di non essere contro le decisioni prese dall'amministrazione, ma richiede coerenza. Per quanto riguarda i rifiuti in Bellavista, Stecco ribadisce di aver avvisato una consigliera di maggioranza a riguardo, ma i rifiuti sono solo stati spostati. Con l'interrogazione ha voluto sottolineare l'indecorosità di mantenere i rifiuti nell'androne del palazzo e di provvedere immediatamente alla loro rimozione. È passato qualche giorno da quando è stata presentata l'interrogazione di Stecco, del consigliere Stecco, e non sappiamo se si sia provveduto in tal senso. Verificheremo. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. In questi ultimi giorni sono molti i pareri contrari al caso in Unione Europea riguardante l'etichettatura del vino e degli alcolici, che partita dall'Irlanda dovrebbe comunicare messaggi allarmistici sulla natura del vino, un mercato che in Italia vale 14 miliardi di euro. In Irlanda le etichette che saranno apposte ai contenitori per il vino correleranno il consumo con alcune gravi malattie, al pari dei messaggi apposti sulle scatole di sigarette. Paragonare gli effetti dell'eccesso di consumo a un consumo moderato e consapevole
consapevole di prodotti di qualità è improprio, afferma il consigliere regionale Razzolini di Fratelli d'Italia, sostenendo l'operato del ministro Lollobrigida nella difesa del Made in Italy. A riguardo il consigliere Pan della Lega ha presentato una mozione per impegnare la Regione ad attivarsi presso i ministeri preposti per evitare la decisione di Bruxelles, impedendo che diventi obbligatoria per l'Italia. Sarebbe un grosso colpo per gli imprenditori del vino. Inoltre afferma non risolverebbero il problema dell'alcolismo. Ora le autorità nazionali possono adottare la legge, ma a ciò si oppongono i produttori di 9 paesi, inclusi i maggiori competitor italiani. Ora l'Irlanda, nonostante il parere contrario del Parlamento, può adottare questa legge e le altre nazioni possono allinearsi. Questo provvedimento viene visto come un attacco diretto all'Italia, principale esportatore con cui un intero settore si sente minato. Anche Pavanetto, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, conferma contrarietà al provvedimento, certo che il Veneto farà la propria parte a difesa del prodotto e del settore. Il problema è che la scritta sarebbe fasulla, non è il prodotto ad essere nocivo ma l'abuso del consumo. L'obiettivo quindi non è più informare ma condizionare, generando paura. Difendere la qualità dei nostri prodotti è per noi un dovere, conclude Pavanetto, solo le bugie nuociono gravemente alla salute fisica, mentale ed economica. Riapre l'Indiga Sottomarina, pronta per affrontare l'inverno con il servizio bar, il ristorante e poi pizza, snack e gelati a non finire. All'Indiga troverai ad accoglierti l'ampio parcheggio automatizzato dotato anche di colonnine per la ricarica delle auto elettriche. All'Indiga lo staff ti aspetta per servirti al meglio a partire dalle 7. Una buona prestazione ma arriva un'altra sconfitta e questa volta si può veramente parlare di crisi nera con una vittoria che ormai manca da un mese e 8 punti nelle ultime 9 partite e soprattutto una classifica che comincia ad essere deficitaria. Legnago e Adriese che scappano a -6 con il gruppone dietro che lentamente comincia ad insidiare un'Union raggiunta al 4° posto dall'est. Il Legnago vince una partita non molto spettacolare, equilibrata e dove gli episodi la fanno da padrone. Dopo un buon avvio con Issa che passa in mezzo a 2 ma calcia a lato, sono i padroni di casa a passare in vantaggio. Calcio d'angolo, Baradi svetta e di rimpallo Sambù trova il gol del vantaggio. Reazione Union che però si concretizza con un paio di cross ben respinti dal portiere di Stasio. Nel secondo tempo si parte con Aliu che in torsione quasi sorprende il portiere ospite che mette in corner, ma poco dopo Legnago sfrutta una palla recuperata a centrocampo, probabilmente viziata da un fallo su Serena, e nel contropiede Van Rambesk pesca il jolly con un fantastico tiro che toglie le ragnatele dall'incrocio. Union che ci prova, ma l'impressione è che davanti veramente manchi qualcosa. Il Legnago con ordine gestisce le cose e porta a casa una vittoria importante. Mister Antonio Andreucci al termine della partita si dice comunque soddisfatto della prestazione, anche se c'è molto da lavorare sulla produzione offensiva e soprattutto sulla concretizzazione delle palle che comunque sono troppo poche. Ora domenica al Levico, l'occasione per ripartire e provare a dare un senso a un campionato che sta prendendo una brutta piega. Bar Pasticceria Bertotto, pasticceria storica e di tradizione in uno stupendo angolo di Chioggia, dove trovare dolci colazioni preparate con tanta passione dal nostro pasticcere Lorenzo, servite con amore da Carla e Gloria, pronte a coccolarvi con i prodotti caffetteria. Per Natale venite a provare i nostri panettoni e pandori artigianali, i tronchetti di Natale e lasciatevi consigliare per ogni altra occasione ed evento. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, lunedì 16 gennaio, è la Star Pharma in via Madonna Marina, Sottomarina, vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti! Anno nuovo, agenda nuova. Vieni a scegliere la tua agenda o il tuo calendario per il 2023 alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni a Chioggia.